Spazi raddoppiati, potenziamento del triage e implementazione dell'area calda. Prende forma il nuovo pronto soccorso di Lavagna. Lavori al via con apertura entro l'estate della palazzina di psichiatria. Nata a Sestri Levante la CIA Liguria di Levante. Le sedi della Confederazione Italiana Agricoltori di Genova e La Spezia si uniscono per dare più voce alle aziende agricole del territorio. In moto la macchina organizzativa per la Giornata Mondiale della Gioventù a Panama. Già aperte in diocesi le iscrizioni per partecipare all'incontro con Papa Francesco dal 23 al 27 gennaio 2019. Con musica e gusto entra nel vivo l'estate a Lavagna. Comune e CIV al lavoro per assicurare la buona riuscita degli eventi in programma. Grandi progetti per i 70 anni della Torta dei Fieschi. Buongiorno ai telespettatori del TG13, ancora i temi della sanità in apertura nel nostro telegiornale. L'ospedale di Lavagna si conferma la struttura di riferimento all'interno del piano di riorganizzazione elaborato dalla ASL 4 Chiavarese. A confermarlo la stessa direttrice dell'azienda, che ha spiegato come punto centrale di questo processo sarà il potenziamento del pronto soccorso. Sentiamo. Andremo a raddoppiare gli spazi del pronto soccorso. Andremo a rivedere completamente la camera calda, le aree di accesso, di sosta, ma anche tutta la zona del triage, che in effetti era un pochino in sofferenza e quindi sicuramente un'importante risposta. Sono l'ospedale di Lavagna e il suo pronto soccorso, il cuore pulsante del progetto di riorganizzazione di tutta la rete ospedaliera del Tigullio e dell'ASL 4. Negli spazi che a breve si andranno a liberare nell'ala di Levante del nosocomio lavagnese, l'azienda sanitaria ha intenzione di riorganizzare il triage e creare, oltre alla medicina di urgenza, una medicina per acuti che prenderà in cura i pazienti usciti dal pronto soccorso. Soltanto quando sarà superata la situazione di gravità, i pazienti saranno smistati nelle medicine degli altri due ospedali, Rapallo e Sestri Levante, in una logica sempre più forte di integrazione tra le diverse strutture ospedaliere del territorio. Difficile stabilire i tempi di conclusione dell'intero processo di potenziamento. Necessaria, per l'avvio di tutte le operazioni, è l'apertura della nuova palazzina della psichiatria, che entro la fine dell'estate, secondo la direttrice, dovrebbe essere attiva. Allora è arrivata l'agibilità, abbiamo attivato tutte le pratiche per l'autorizzazione e l'accreditamento. Alisa proprio in questi giorni ha effettuato le verifiche che sono necessarie per l'accreditamento istituzionale della struttura, che come saprete è il requisito indispensabile per poter erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo completato, tutta l'azienda è stata sottoposta in questi giorni alle verifiche dell'accreditamento istituzionale, compresa la palazzina, e quindi noi siamo pronti e entusiasti di poter procedere al più presto con il trasferimento dei servizi che sono presenti all'interno, che daranno via, come sapete, perché più volte l'abbiamo detto, alla riorganizzazione dell'azienda. Con l'ampliamento del pronto soccorso c'è anche questa questione? Assolutamente sì, è strettamente correlato, perché nell'attuale SPDC, che verrà trasferita nella nuova sede, prenderanno avvio i lavori del pronto soccorso, lavori che sono già stati progettati. È un bellissimo progetto che darà veramente un grande respiro a tutta la rete dell'emergenza-urgenza del nostro territorio. Voltiamo pagina. L'Assemblea Costituente, ospitata dalla Cooperativa Olivicoltori Sestresi di Sestri Levante, ha sancito la nascita della nuova CIA Liguria di Levante, un unico organismo di rappresentanza che, ereditando le strutture di Genova e La Spezia, difenderà le istanze di tutte le aziende agricole dell'area metropolitana genovese e dello Spezzino. Sentiamo. Difendere le istanze di tutte le aziende agricole dell'area metropolitana genovese e dello Spezzino è uno degli obiettivi della nuova CIA Liguria di Levante, realtà aderente alla Confederazione Italiana Agricoltori, che unisce per la prima volta le sezioni di Genova e di La Spezia. A sancirne la nascita l'Assemblea Costituente, ospitata alla Cooperativa Olivicoltori Sestresi di Sestri Levante. La neonata realtà conta oltre 2.300 soci attivi e più di 5.000 pensionati iscritti, 36 operatori impiegati, 2 sedi centrali a Genova e a Sarzana, altri 7 uffici di zona e ben 41 point in altrettanti comuni. Noi vogliamo lavorare per le imprese. Non sarà semplice perché è un territorio lunghissimo, 150 km, l'arco della Liguria, 100 comuni, l'area metropolitana e la provincia di Spezia, che hanno due legislazioni e due modi di vedere le cose diverse, però tutto si fa con lo scopo di lavorare per migliorare i servizi ai nostri agricoltori e migliorare anche i servizi ai cittadini che si recheranno nei nostri uffici per fare quello che noi siamo deputati a fare
nell'ambito delle CAF, patronato e quant'altro. Le prime assemblee con i rappresentanti politici locali sono già state convocate per il 20 luglio a Ne e per il 24 a Rossiglione. Quella della CIA Liguria di Levante sarà una struttura ramificata e capace in questo modo di svolgere un ruolo di rappresentanza, ponendosi come interlocutore privilegiato nel rapporto con le istituzioni locali per la valorizzazione di ogni singolo territorio. Sicuramente i punti di forza di entrambi i territori sono da ritrovarsi nella valorizzazione dei prodotti locali, con diversità evidenti. La Spezia, ad esempio la Valle del Biologico, il vino dei Colli di Luni, le Cinque Terre, poi abbiamo ad esempio nel genovese abbiamo il basilico genovese DOP e quindi tutto il discorso legato alla filiera del pesto, le valli genovesi col latte e col progetto di filiera che la CIA ha fatto l'anno scorso salvando una parte del mercato del latte prodotto nelle vallate del genovesato, e quindi ci sono queste caratteristiche di tipicità. Dobbiamo comunque lavorare allargando e andando a vedere i punti deboli ancora presenti, le debolezze che ci sono ancora nei nostri territori. Una notizia di servizio: resterà chiuso dal lunedì prossimo fino a mercoledì 18 luglio il ponte di via San Massimo a Rapallo. Saranno effettuati infatti alcuni controlli strutturali. La circolazione veicolare di collegamento alla frazione di San Massimo sarà garantita con il doppio senso di circolazione in via San Lazzaro nel tratto adiacente il torrente Santa Maria e con un semaforo fino all'intersezione con la via ai Campi di Tiro. La circolazione pedonale invece sarà garantita con l'utilizzo del ponte pedonale all'altezza di via Ponte Nuovo. Voltiamo pagina, è già il momento buono per iscriversi alla GMG di Panama 2019. Nonostante ci sia il tempo, il periodo ufficializzato nei giorni scorsi va dal 22 al 27 gennaio. Le diocesi italiane si stanno organizzando per il viaggio. Per i giovani del nostro territorio è arrivato il momento di pensare se partire. I dettagli nell'intervista al responsabile diocesano per la pastorale giovanile. Si sta già muovendo ed è in piena corsa la macchina organizzativa della Giornata Mondiale della Gioventù. Quest'anno dove sarà? Sarà a Panama a gennaio ed è per questo che ci sembra un po' strano parlare di Giornata Mondiale della Gioventù in questo periodo, perché mancano alcuni mesi, ma occorre iniziare veramente a pensare se si può partecipare a questo appuntamento ormai diventato storico per i giovani della Chiesa Cattolica nel mondo. Sono aperte le iscrizioni anche per la diocesi di Chiavari, sarà possibile partecipare insieme a questo evento? Sì, sarà un'organizzazione fatta come tante altre occasioni delle giornate mondiali dalle diocesi della Liguria insieme. È il momento per avere un attimo chiaro il quadro di riferimento, che è quello di una spesa intorno ai 2.000 euro e delle date, la seconda metà di gennaio. Ecco, occorre iniziare a metterci il cuore sopra, organizzarsi e vedere come questo desiderio può concretizzarsi. Ci saranno anche degli incontri preparatori a questo cammino, a questo appuntamento. Passata l'estate si inizierà a mettere nero su bianco anche un cammino di preparazione a questo appuntamento, che sicuramente sarà meno partecipato rispetto a alle edizioni precedenti, però comunque speriamo a livello ligure di portare un gruppo significativo di giovani. Anche in questo caso un paese del Sud America, dell'America Latina aiuterà a questo coinvolgimento. Sicuramente il clima di attesa è già alto in Panama e quindi saremo accolti da comunità cattoliche molto belle, molto forti nella fede ma anche nella passione. Speriamo di poter essere insieme con loro, insieme ad altri italiani, per poter condividere il loro cammino di fede. Per permettere il posizionamento del gruppo ligneo del Maragliano nella sua nicchia, la presentazione del restauro sarà al centro di un incontro domani sera alle 21 in cattedrale e questo pomeriggio la Basilica di Nostra Signora dell'Orto resterà chiusa al pubblico. Dalle 15:30 sarà aperta ai fedeli la Cappella Maggiore del Seminario, dove dalle 16:30 alle 18 i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni. Alle 17:30 sarà recitato il Rosario, a cui seguirà alle 18 la Santa Messa. Il tema delle spese mediche e la possibilità di detrazioni anche per una persona che affronta l'acquisto per un proprio familiare sono al centro del nostro sportello Economia. Vediamo la scheda.
Focus spese sanitarie. Le spese mediche relative alle patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico affetti da queste patologie. La detrazione in questo caso è ammessa solamente per la parte di spese che non hanno trovato capienza nell'IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui. Le spese per l'acquisto di farmaci sono quelle relative a specialità medicinali, farmaci e medicinali omeopatici. I medicinali devono essere comunque acquistati in farmacie o presso soggetti autorizzati alla vendita. I farmaci da banco e quelli da automedicazione possono invece essere commercializzati anche nei supermercati e in tutti gli altri esercizi commerciali. Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l'ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell'imposta deve essere desunto dalla dichiarazione di quest'ultimo. Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un'imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione, è possibile invece indicare l'intero importo delle spese. Per poter portare in detrazione queste spese, i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l'indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta. In questo caso la detrazione è ammessa però solamente se quest'ultimo annota sul documento stesso, con valore di autocertificazione, quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare. Se le spese sanitarie, ad esclusione di quelle relative all'acquisto di veicoli per disabili, superano complessivamente i 15.493,71 euro all'ordo della franchigia, la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo. La scelta, rateizzazione o detrazione in un'unica soluzione, che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all'anno in cui le spese sono state sostenute. Da oggi e fino al 31 agosto a Zoagli è attiva per il terzo anno consecutivo la spiaggia attrezzata per accesso a persone con disabilità. L'associazione Paratetraplegici Liguria, in collaborazione con il Comune, anche quest'estate è riuscita a realizzare un progetto che trova molti consensi da parte di tutti i cittadini e turisti. Il servizio dispone di personale per l'accoglienza e l'accompagnamento in acqua tramite sedie apposite e poi sdraio e ombrelloni. E il centro storico di Lavagna è pronto ad animarsi questa sera con la 9ª edizione di Musica e Gusto. Con questa manifestazione entra nel vivo l'estate lavagnese, che prevede nelle prossime settimane anche Medioevo con gusto e poi l'immancabile appuntamento con la Torta dei Fieschi, giunta quest'anno alla 70ª edizione. Eventi su cui il comune di Lavagna punta per richiamare tante persone in città, turisti e residenti, e su cui sta lavorando per garantire la massima sicurezza. Sentiamo. Che anno sarà per il turismo di Lavagna? Ma noi speriamo che si possa ripetere il turismo dell'anno scorso. L'anno scorso Lavagna ha registrato un picco di turismo molto elevato. Se le cose proseguono nello stesso senso saremo molto contenti. Sono confermate le iniziative estive che caratterizzano l'estate di Lavagna, Musica con Gusto, la Torta dei Fieschi e quant'altro. Ci si sta lavorando affinché riescano al meglio. Certamente, anche lì il CIPE sta collaborando, purtroppo le disposizioni che sono entrate in vigore l'anno scorso impongono delle misure a garanzia della ben riuscita della manifestazione che molte volte il privato deve sopportare con anche spese. Ciò non toglie però che insomma, la collaborazione con gli organizzatori è al massimo, cerchiamo di andare incontro nei limiti delle nostre possibilità, alle loro richieste e stiamo elaborando insieme a loro il piano della sicurezza per il prossimo Musica con Gusto. Stiamo lavorando per la Torta dei Fieschi, abbiamo fatto già un incontro con i sestieri, con i pasticceri perché avevamo qualche problema sulla torta e quindi con un incontro ho visto, siccome quest'anno sono 70 anni la Torta dei Fieschi, hanno manifestato qualcosa in più rispetto agli altri anni, disponibilità maggiore rispetto agli altri anni. E poi sarà Medioevo con Gusto, anche quella, tutte manifestazioni, le principali diciamo, che attirano tantissimi turisti a Lavagna e quindi vanno seguite con particolare attenzione. Ci sono novità per i 70 anni della torta, cosa avete nel cassetto? Ma qualche cosa ci sarà novità, però stiamo ancora lavorando, qualcosa di nuovo, qualche personaggio in più e io ho lanciato qualche idea un po' strana, bizzarra, vediamo se riusciamo a realizzarla con i sestieri. La linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi, ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti.
Prima pagina di Avvenire, Mattarella e Conte liberano 67 ostaggi, no di Salvini allo sbarco, poi intervento dal Colle. Donne e bimbi tra i migranti bloccati a lungo sulla nave Diciotti a Trapani. I PM dicono ci sono 2 indagati, ma il ministro voleva gli arresti e si dice stupito. In Fotto, in Puglia 3-1 il rapporto con gli uomini, caporalato anche le donne schiavizzate. Poi la politica una sforbiciata da 1.300 vitalizi e Di Maio esulta, taglio operativo, giù intanto le stime del PIL. Nelle pagine interne le fake news di Trump sui contributi, i paesi NATO aumenteranno le spese di 33 miliardi, ma tutti lo smentiscono. Passiamo al secolo XIX, il Colle interviene, migranti a terra, sbarcati a Trapani, 67 profughi bloccati dal Viminale sulla nave Diciotti, Salvini stupore, Mattarella telefona a Conte, Marion Maréchal, Le Pen, italiani esasperati. E in foto San Fruttuoso, i segreti dell'ultimo barcaiolo del borgo, si chiama Ugo Rossi, 71 anni, è rimasto l'ultimo barcaiolo del piccolo borgo di San Fruttuoso. Nelle pagine del Levante, aeroporto e Tiguglio ora sono più vicini, dal 16 luglio arriva la navetta Flybus, 6 corse di andata e 6 di ritorno con 8 fermate intermedie servite da Rapallo, Santa e Portofino, un viaggio di 70 minuti. Nubifragio, Aurelia divisa in 2, salvati 36 bambini in una colonia, ieri Tiguglio sott'acqua, a Lavagna automobilisti si abbandonano la vettura, a pulire i tombini è un volontario. E infine sondaggio sulla mobilità, il 75% vuole un centro sicuro, a Chiavari il 70% di coloro che hanno risposto al questionario del comune chiede più zone ciclabili e nuove aree pedonali, la Colmata è l'area scelta per la sosta. Ora andiamo a vedere se ci sono aggiornamenti in redazione con Giacomo Rizzi. Grazie Andrea. Operazione Aquaplaning. La Guardia di Finanza di Genova e l'Ufficio delle Dogane hanno sequestrato 52 tonnellate di pneumatici nel bacino di Pravo Oltri. Il sequestro ha riguardato 5 container provenienti dalla Cina, destinati a una società di commercializzazione all'ingrosso dell'Interland milanese. Gli pneumatici rinvenuti riportavano false informazioni di fabbricazioni, date posteriori a quelle di effettiva produzione e certificazioni di livelli di efficienza prestazionale non rispondenti alle effettive capacità del prodotto. Il business illecito avrebbe fruttato un guadagno intorno al 1.200.000 euro. Dalla redazione è tutto. Grazie Giacomo, è tutto per questa edizione del TG13. L'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di Tiguglio Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.